Ci troviamo nel bacino portuale di Vado Ligure, nel cantiere per la realizzazione della nuova diga foranea. Oggi è stato effettuato il primo brillamento di prova per le demolizioni controllate tramite l'utilizzo di esplosivo della sovrastruttura del muro paraonde della diga. Il brillamento di prova serve innanzitutto per tarare poi i quantitativi di materiale da porre in opera e per effettuare poi le demolizioni controllate nel migliore dei modi. Dal punto di vista operativo non ci sono state particolari problematiche e, come si può poi vedere dalle immagini, l'impatto è stato minimo anche dal punto di vista di polveri e materiale frantumato.